primo giorno di controlli sui mezzi pubblici, in campo forze dell'ordine, dipendenti MOM, troppi ritardi, assembramenti. Il presidente dell'azienda dei trasporti così non può funzionare. Tra le sanzioni combinate oggi, una da 533 euro ad una 17enne di Paese, denunciato un 56enne algerino che all'uscita dell'autobus ha esibito un Green Pass falso. Traffico paralizzato nella zona sud di Treviso per le code al Covid Point all'ex dogana. 4 ore di attesa anche ad Altivole di fronte ad un aumento di positivi così alto, dice Benazzi, serve altro personale. L'eccezione del servizio al banco e la bella giornata mette d'accordo tutti. Il Super Green Pass passa la prima prova, ma è presto per cantare vittoria. Monito del sindaco: controllate i vostri clienti. Giovedì in prefettura l'incontro con i ristoratori, le attività economiche, evitate shock e cadute di attenzione, serve essere responsabili nei controlli, dice il prefetto. Comunità sotto shock a Lorenzago di Cadore per la morte dell'82enne a poche ore dalla violenta rapina in casa subita nella notte tra sabato e domenica. Giovedì alle 15 nel Duomo di Treviso i funerali di Catello Villani, storico gestore di pizzerie e ristoranti. Il suo nome è legato alla pizzeria Sant'Agostino, aperta negli anni 80. Buonasera, ben ritrovati, questo è TG Treviso. In apertura vi proponiamo subito il sondaggio di questa sera, lunedì sera a Ring in prima serata. Tante le incertezze che stiamo vivendo in questo periodo, a partire dal colore della nostra regione, poi c'è tutto il tema del Super Green Pass che starebbe portando a tante disdette soprattutto negli alberghi. Allora la domanda che abbiamo scelto di porvi è proprio questa: i dubbi di Natale. Andrete in vacanza? Diteci la vostra con una risposta, se affermativa chiamando lo 0422 16 26 691, se invece negativa lo 0422 16 26 690. La chiamata è gratuita, il vostro voto verrà registrato anche se sentirete occupato. E allora partiamo con questo debutto del Green Pass obbligatorio sugli autobus e del Super Green Pass invece per bar e ristoranti. Partiamo proprio dagli autobus, vediamo com'è andata. Una lunga coda di autobus vuoti in attesa del controllo del QR code agli studenti. E questa è la prima immagine simbolo del primo giorno di Green Pass per tutti i mezzi pubblici della Marca. Perché la seconda è questa: i controllori assediati degli studenti, che contrasta con quest'altra, dove i ragazzi salgono senza mostrare il Green Pass a nessuno. Fino adesso vi hanno controllato il Green Pass? Abbiamo visto in stazione che li controllavano, ma non l'hanno chiesto ancora a noi. No, nessuno mi ha mai chiesto niente. Vi stanno controllando il Green Pass? No. Noi no, ancora. Istantanea di questa mattina in piazzale Duca d'Aosta a Treviso, con un presidente MOM che commenta sconsolato. Ci sono alcune problematiche particolari dove, per esempio in stazione a Treviso, ci sono stati degli assembramenti, autobus incolonnati dalla stazione fino all'Inps, quindi dei problemi seri. Il sistema del controllo è un sistema particolare che forse non vale sul mezzo pubblico. Ci sono stati degli assembramenti e questo è un problema che bisogna che a livello centrale qualcuno risolva. Secondo me è difficile andare avanti così, nel senso che anche facendo dei controlli a campione delle problematiche sui carichi ci sono, gli assembramenti ci sono difficoltà operative per garantire il servizio nella normalità. E questo contando che oggi molti studenti erano a casa per il Ponte dell'Immacolata, situazione meno problematica in provincia. È andata bene, nel senso che abbiamo avuto l'aiuto delle forze dell'ordine Valdobbiadene, Vittorio Veneto e in altri comuni. Di regola noi facciamo i controlli in entrata, che è un controllo preventivo, mentre le forze dell'ordine fanno più in uscita. Così, se da una parte la polizia ha presidiato l'ex Yamic, la municipale ha levato in via Roma, davanti alla nostra telecamera, la prima multa da 533 euro a un 17enne di Paese. Al termine della giornata saranno 227 le persone controllate con 8 verbali. Tra questi diverse le badanti che non sapevano nemmeno del nuovo provvedimento, mentre un 56enne algerino residente a Oderzo è stato denunciato perché scendendo dalla corriera ha mostrato ai vigili un Green Pass evidentemente falso. Stiamo facendo i controlli, solo una persona per ora è stata individuata senza Green Pass, quindi è stata identificata e naturalmente riceverà il verbale entro 60 giorni. Sconfessato invece che aveva preannunciato problemi al traffico per l'accompagnamento in auto degli studenti senza Green Pass. Volevo sapere la situazione del traffico sul PUT in modo particolare. Sul PUT è regolare, non ci sono code in questo momento.
Adesso andiamo a Montebelluna invece a vedere com'è andata l'uscita della scuola, molte più auto in parcheggio di genitori che aspettavano i figli per portarli a casa. Abbiamo notato molti più genitori che sono venuti a prendere i propri ragazzi qua a scuola. È questo l'effetto più evidente del Green Pass obbligatorio sui mezzi pubblici visto dal piazzale delle scuole a Montebelluna. Genitori organizzati per dividersi il trasporto dei ragazzi in una sorta di taxi scolastico pur di evitare vaccini e tamponi o forse l'inevitabile assembramento quotidiano per salire sui bus da oggi accentuato dai controlli sul Green Pass. È andata molto bene, i ragazzi hanno collaborato. Avete trovato qualcuno che era senza Green Pass? No, tutto a posto. In realtà anche qui come a Treviso i controllori sono stati circondati dai ragazzi in attesa di salire nella più tipica race scolastica di fine giornata. Troppo pochi, 2 controllori per la mole di studenti e di mezzi in un tempo brevissimo come gli arrivi e le partenze dalla fermata, con il risultato di avere diverse corse senza controlli. Vi l'hanno controllato stamattina? No, non ce l'hanno controllato. Neanche a me hanno controllato il Green Pass. Niente. E per quanto riguarda così l'assembramento dentro gli autobus? Sì. C'è assembramento negli autobus, è presente. La paralisi del traffico che si temeva per oggi a Treviso a causa dell'entrata in vigore dell'obbligo del Green Pass sul trasporto pubblico locale c'è stata invece nella zona sud della città per le code al Covid Point della Dogana. 4 ore di attesa anche ad Altivole. Da domani l'ULSS aprirà il punto del Melody a Castelfranco per cercare di arginare il problema. Dalle 10:30. E siamo quasi a mezzogiorno. Esatto. A 2 ore dall'inizio della strada di Treviso fino a qua. 2 ore finalmente siamo qua quasi per entrare, insomma. Ma deve venire a fare il tampone qui perché? Sì, perché già la moglie si è risultata positiva e deve rifare di nuovo il tampone molecolare. Mezzogiorno al Covid Point all'ex Dogana, la fila di auto in coda è lunghissima, la rotatoria sulla Noalese è bloccata, il serpentone per alleggerire l'impatto sulla viabilità locale viene deviato dalla polizia municipale su viale della Serenissima fino al CERD. Così a Treviso, ma all'ex Velo di Altivole, la situazione è ancora più congestionata con attese di 4 ore, tanto che dalla Castellana qualcuno viene deviato fino al capoluogo. Dovevo andare ad Altivole, ma c'erano 3-4 ore. Sono venuto qua, c'erano 4 ore di previsione, ma in 1 ora e mezza. Diciamo che nella sfortuna siamo stati fortunati. Situazione difficile che nel pomeriggio peggiora ulteriormente, viabilità paralizzata anche in Noalese, traffico in tilt a San Giuseppe, code fino in tangenziale come a Treviso non si era mai visto nemmeno nel momento più grave della pandemia lo scorso dicembre. Ed il Super Green Pass non c'entra nulla perché ormai nel Covid Point dell'ULSS si effettuano tamponi quasi esclusivamente asintomatici per il contact tracing. Del resto nella Marca i positivi sono tantissimi, 430 ogni 100.000 abitanti la media di questi giorni, ma nell'Asolano si sale quasi a 600, un terzo sono bambini. L'ULSS 2 corre ai ripari, domani apre l'ex Melody a Castelfranco, sarà operativo tutti i giorni dalle 8 alle 17. Melody noi pensiamo intorno ai 1000-1200 tamponi al giorno, che vorrebbe dire sgravare decisamente il carico che c'è ovviamente sugli altri punti. Una nuova linea per i tamponi si aprirà anche all'ex Dogana, dopodiché il direttore Benazzi allarga le braccia. Adesso andremo a potenziare ancora di più con un altro gruppo di infermieri, un paio di infermieri, ovviamente anche Treviso, quindi l'ex Dogana, però poi noi siamo, praticamente non abbiamo più persone, stiamo ancora facendo visite, stiamo facendo attività, abbiamo ormai oltre 200 ricoverati che dobbiamo gestire, con 14 persone in terapia intensiva, per cui chiaramente la coperta è questa. Crescono a ritmo sostenuto anche i ricoveri, tanto che da domani l'ospedale di comunità di Treviso con i suoi 28 posti letto diventerà solo Covid. La buona notizia riguarda i vaccini che procedono con oltre 7.000 iniezioni al giorno. Tra le 800 e le 1.000 sono prime dosi, quasi triplicate rispetto a una settimana fa. Questa mattina l'azienda sanitaria ha presentato una denuncia ai carabinieri di Villorba contro ignoti per gli atti vandalici che hanno danneggiato i servizi igienici del lab vaccinale all'ex Maber. Ancora non si conosce la matrice dei vandalismi, non si sa cioè se a devastare i bagni sia stato uno o più Novax o se si sia trattato solo del gesto isolato di qualche teppista. I carabinieri ora condurranno le indagini, mentre nel lab verranno posizionate delle telecamere per la videosorveglianza che andranno ad affiancare il lavoro della vigilanza
privata già soldata dall'ULSS 2 per sorvegliare l'hub anche negli orari di chiusura del centro. Siamo al Super Green Pass, obbligatorio a partire da oggi anche per entrare in bar e ristoranti e consumare al tavolo. Vediamo com'è andata. Sei contenta? Sì, perché vuol dire che lo fanno anche agli altri, io sono più tranquilla. Poi è venuta la polizia locale, è venuta anche la polizia statale a controllare, quindi bene, bene. Cosa ne pensate di questa nuova misura? Che è necessaria, assolutamente, è fondamentale. Il lunedì del Super Green Pass fila liscio come era prevedibile, complice la bella giornata che ha consentito a chi non è vaccinato ma solo tamponato di poter bere un caffè o pranzare ancora all'aperto. Un debutto buono, ma che fino all'ultimo ha lasciato con il fiato sospeso i tanti ossi del centro storico di Treviso che vivono di servizio al bancone. Oggi c'è stata data comunicazione che fino a quando restiamo in bianco e giallo, eventualmente il consumo al banco è ancora consentito e anche l'accesso ai servizi e al pagamento, diciamo. È sempre tutto un punto di domanda, non si sa cosa si può fare. Noi per esempio all'interno non abbiamo posti a sedere. Comunicazioni arrivate sul filo del rasoio, divisi sulla misura che inasprisce le regole gli storici titolari di Due Mori e Fausta. Tutto sommato la condivido, perché chi non vuole vaccinarsi, pazienza, resta a casa oppure mangia fuori all'esterno. Non vedo perché le mense, quelli col tampone, possono andare a mangiare nelle mense e noi no. Praticamente noi ristoratori siamo i più bastonati del mondo. L'applicazione per il controllo del Green Pass è stata modificata ieri nel pomeriggio ed ora propone la doppia possibilità di verifica di Green Pass oppure Green Pass rinforzato. Non ho mandato via nessuno, erano tutti in regola, bravissimi. Ci sono stati anche dei turisti 2 minuti fa, tutti tranquilli, corretti, hanno mostrato tutti quanti il Green Pass. Ristoratori e baristi ottimisti oggi, ma c'è qualcuno che ha avanzato il sospetto che gli esclusi dal servizio al tavolo, dunque i possessori di Green Pass base, possono essere più di quanto si pensi. Controllando tutti i Green Pass per chi entrava, la maggior parte veniva fuori, perché l'applicazione da oggi cambia, quindi per il Super Green Pass c'è un aggiornamento, veniva fuori o una dose o tampone, e per cui quella gente da oggi non potrà comunque più accedere all'interno. I gestori dei locali hanno una grande responsabilità, il loro messaggio oggi del sindaco di Treviso, Mario Conte. Coloro che invece pensano di affrontare questa nuova esperienza con leggerezza, senza preoccuparsi dei controlli del Green Pass, sappiano che stanno contribuendo alla chiusura anche del loro stesso locale. Quindi noi chiediamo semplicemente responsabilità. Non è un messaggio nemmeno tanto velato quello che il sindaco di Treviso, Mario Conte, nel giorno del debutto del Super Green Pass rivolge a titolari di bar e ristoranti. Tante segnalazioni, qualche episodio personale dove è sembrato evidente come il possesso della certificazione verde fosse opzionale per entrare in alcuni locali a Treviso. Un atteggiamento, come dire, morbido da parte di alcuni che rischia di vanificare gli sforzi degli altri, che è stato proprio oggi duramente condannato dal primo cittadino. Arrivano ancora delle segnalazioni, oggi manderò l'ennesima lettera di sensibilizzazione alle associazioni di categoria, però qui dobbiamo fare uno scatto in avanti di mentalità. È una questione di tutela della salute dei non vaccinati ed economica per le persone vaccinate, quindi non affrontiamo in modo leggero questa nuova fase, perché molto dipenderà da noi. Se arriveremo alla chiusura sarà purtroppo anche per colpa di chi sta affrontando superficialmente questa nuova situazione. Potrebbe essere l'ultimo miglio, ha detto Conte. Il Super Green Pass è uno strumento che ci protegge e ci consente di guardare al futuro con ottimismo all'insegna delle non chiusure. Dobbiamo salvare il Natale. Ristoratori e operatori economici che il prefetto di Treviso, Maria Rosaria Laganà, incontrerà giovedì, il nodo dei controlli, ma non solo. Sono sciocche queste cadute d'attenzione, perché ormai, diciamo, per fortuna i non vaccinati sono pochi. Mettere in gioco la salute degli uni, ma soprattutto anche quella che è la propria attività, rischiando ad esempio una multa o una chiusura dell'esercizio per qualche giornata, mi pare veramente una leggerezza che non si può, anche un po' inconcepibile. Sciocche cadute di attenzione, dice il prefetto di Treviso, guardando quegli operatori ancora troppo leggeri nel controllare la certificazione verde, da oggi rafforzata. Ristoratori e categorie che giovedì Laganà incontrerà a Palazzo della Signoria. Un puzzle in costruzione, quello delle nuove disposizioni, con un esordio
pomeriggio nella Marca generalmente confortante. E sicuramente non ho avuto notizie di particolari problemi, quindi tutto si è svolto in maniera regolare. Sull'efficacia poi dei dispositivi che abbiamo approntato mi sentirò già domani con il questore e vedremo se ci sono degli aggiustamenti da fare. Aggiustamenti che la prefettura potrebbe chiedere anche all'ULSS 2 in modo da sfoltire le code ai Covid Point con la caccia al tampone che sta diventando un problema anche viario, prima ad Altivole, ora all'ex dogana. Nei giorni scorsi abbiamo affrontato il problema di Altivole, so che poi l'ASL ha provveduto ad un raddoppio del centro vaccinale. Adesso nei prossimi giorni appunto faremo degli incontri, già domani mi sentirò col questore, alla luce di quello che mi verrà detto e su come si pone la situazione, eventualmente chiederò anch'io all'ASL di provvedere diversamente. Resta il nodo caldissimo dei trasporti, soprattutto in riferimento ai teenager che devono andare a scuola e che ora devono munirsi di pass, tasto che la prefetta ha sempre giudicato delicato ma che si deve risolvere a monte. La speranza è che più che sanzioni ci sia, come dire, una sorta di metus che si viene a creare nelle persone e che quindi anche gli ultimi recalcitranti facciano questa benedetta scelta di vaccinarsi. Si è spento a causa di un malore lo storico Catello Villani, titolare della pizzeria Sant'Agostino in pieno centro a Treviso, ma non solo. Il funerale giovedì al Duomo alle 15. La pizzeria Sant'Agostino chiusa per lutto e la città di Treviso che si stringe alla famiglia per l'improvvisa scomparsa di Catello Villani, 65 anni, storico volto della ristorazione e gestore di pizzerie e ristoranti a Treviso e nel Veneto. In città il suo nome è legato soprattutto al locale di via Sant'Agostino, aperto da Villani oltre 40 anni fa assieme alla moglie Patrizia Mansi. Il sindaco porta alla famiglia la vicinanza dei trevigiani. Personalmente, anche a nome di tutta la comunità, ci stringiamo attorno alla famiglia in questo momento di grande dolore. Perdiamo un'istituzione della pizza in città, un grande imprenditore, un grande uomo e un grande amico, una persona che ha davvero dato tanto sotto tutti i punti di vista alla nostra comunità. L'ultimo saluto a Catello Villani, che oltre alla moglie lascia i figli Anna, Lucia, Giuseppe ed Elena, sarà giovedì alle 15 nel Duomo di Treviso. Le reliquie del santo dai tempi della prima crociata sono custodite in parte a Bari, in parte nella chiesa del Lido di Venezia e dalla Laguna sono arrivate temporaneamente per un pellegrinaggio nel Duomo di Motta di Livenza. Forse ci sono dei problemi nel servizio, allora noi intanto andiamo avanti perché si è svolta questa mattina alla scuola Carducci di Treviso la cerimonia di piantumazione di 4 alberi donati dai Carabinieri di Vittorio Veneto, sezione biodiversità. L'iniziativa rientra nel progetto nazionale del Ministero della Pubblica Istruzione e Rigenerazione Scuola che si propone di avviare i ragazzi ad una sistematica educazione alla transizione ecologica anche con la creazione di piccoli boschi nei cortili scolastici in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri. All'evento erano presenti anche altre associazioni che stanno collaborando al progetto: Slow Food di Treviso, l'Associazione dei Dottori in Scienze Ergonomiche e Forestali di Venezia, Treviso e Belluno, Laudato Si di Treviso, l'Associazione di Santa Buona Quartieri Vivi e Attivi con Enrico Renosto, ex alunno della Carducci. Andiamo in pubblicità e poi tra poco le notizie di Belluno. Eccoci, ben ritrovati. Allora ripartiamo, come già detto, dalle notizie che arrivano da Belluno. È una comunità sotto shock quella di Lorenzago di Cadore per la morte dell'82enne stroncato da un malore a poche ore dalla violenta rapina subita nella notte tra sabato e domenica. A Lorenzago di Cadore un episodio del genere non era mai accaduto, l'epilogo tragico e inimmaginabile. Una rapina stile arancia meccanica ha sorpreso nel sonno Angelo Mainardi, 82 anni, calzolaio in pensione, che viveva da solo in un'abitazione a pochi passi dalla chiesa illuminata dal volto di Papa Wojtyła e dal municipio. Siamo in via Riva e al 190 che abitava il signor Angelo Mainardi, persona molto conosciuta qui a Lorenzago. In questo momento ci sono gli uomini del nucleo investigativo del comando provinciale
provinciali di Belluno che stanno eseguendo i rilievi all'interno dell'abitazione dove nella notte tra sabato e domenica all'incirca attorno all'1:30 il signor Angelo è stato vittima di una rapina compiuta, si pensa, da 3 persone, da 3 individui mascherati con il volto coperto sicuramente da passamontagna. L'anziano è stato legato e forse malmenato dai malviventi che sono fuggiti con il denaro raccimolato in casa, all'incirca 200 euro. Attorno alle 4 del mattino Angelo Mainardi è riuscito a liberarsi, ci raccontano i parenti che abitano nella palazzina attigua. Ha chiamato l'ambulanza, ha chiamato i carabinieri, il medico l'ha visitato, ha detto che i parametri erano tutti normali, che non serviva andare in ospedale. Verso mezzogiorno il maresciallo dei carabinieri di Vigo di Cadore è tornato da Angelo, la cognata gli ha portato il pranzo pronto, poi il dramma. Alle 2 mio marito, che ballava la neve, è entrato in casa a vedere com'era, era in faccia, morto. Il corpo dell'uomo è stato portato all'obitorio di Belluno dove saranno eseguiti gli accertamenti disposti dalla magistratura. Nell'abitazione di Angelo Mainardi, posta sotto sequestro, per tutta la mattina hanno lavorato i carabinieri del nucleo investigativo di Belluno che hanno raccolto elementi utili alle indagini. Un paradiso in terra a Lorenzago di Cadore dove tutti oggi sono sotto shock. Io vengo dalla città, in città è all'ordine del giorno, ma qua in paese è scioccante. Lo conoscevo bene, purtroppo speriamo che non succeda più perché qua adesso si ha anche un po' di paura. Siete tutti sconvolti? Per forza, un paesetto piccolo così, ci conosce tutti e poi nel modo come è stato fatto sta roba, impressionante, una persona buona, sempre lavorato tutta la vita, siamo tutti sopra proprio. Cresce il numero dei positivi al Covid in provincia di Belluno. Il Dipartimento di Prevenzione dell'UNLS Dolomiti sta monitorando 597 casi complessivi, 211 sono quelli relativi alla scorsa settimana. Di conseguenza è salito il tasso di incidenza settimanale che è arrivato a 299 su 100.000 abitanti. La situazione negli ospedali preoccupa per 5 persone tra i 39 e i 52 anni non vaccinati e con un quadro severo. Complessivamente 4 i ricoverati in terapia intensiva, 2 a Belluno, 2 a Feltre, 17 i pazienti in area non critica, 4 le persone trattenute all'ospedale di comunità di Feltre. Pochi e a campioni i controlli del Green Pass questa mattina sui mezzi della Dolomiti Bus che hanno portato in città studenti e lavoratori nel giorno dell'entrata in vigore della legge che richiede il certificato verde anche per il trasporto pubblico locale. Tutto ok, non mi hanno chiesto niente. Non le hanno domandato nulla? No, niente. Nessun controllo? No, ho fatto la corriera. Siete stati controllati? No. Nessuno vi ha chiesto nulla? No. 7:40, piazzale della stazione di Belluno, ora di punta per studenti e lavoratori. I pullman arrivano e ripartono senza soluzioni di continuità nel giorno che segna l'entrata in vigore dell'obbligo del Green Pass sui mezzi di trasporto pubblico locale. La quasi totalità delle persone avvicinate dichiara di non essere stata controllata ed è circostanza assai probabile, già che l'accertamento viene eseguito a campione. Tra alcuni addetti ai lavori l'umore però non è dei migliori. Com'è andata questa mattina? Sono in ritardissimo, devo andare in rimessa. Deve andare in rimessa? In ritardissimo. Chi ha controllato? Avete un sistema per il controllo? Sì, chiedano. Questo autista è nervoso al punto da azionare la chiusura automatica della porta che arriva a sfiorarci il viso. Buongiorno, le posso chiedere? Per fortuna il caso è isolato. Non siamo noi a controllare, ma sono degli addetti apposta che controllano e comunque sì, tutto bene, tranquillo. Sì, va bene perché ovviamente con i mezzi, con l'80% che abbiamo di portata, ovviamente anche noi, soprattutto autisti, siamo sempre a rischio. Il Dolomiti Bus ha chiesto al personale di terra, ma anche ai dipendenti, di rendersi disponibili per questa attività, che è un'attività in più. Ci sono certe persone delegate per controllare il Green Pass quando la gente sale. Com'è andata questa mattina? Questa mattina bene, quelli che ho controllato erano tutti, i ragazzi controllati erano tutti a posto. Speriamo bene. Per le famiglie degli studenti non ancora vaccinati il Green Pass rappresenta una spesa non da poco e infatti qualche genitore ha offerto la propria auto per portare i ragazzi a scuola. Chi non ha la possibilità di fare il tampone il giorno sarebbe un problema. È un discorso un po' complesso, più che altro perché la scuola, cioè il diritto all'istruzione è un diritto inviolabile, secondo me. E non tutte le famiglie hanno la possibilità, ad esempio, di far fare i tamponi ai figli e non lo so, è da valutare anche in base
Cioè, non è detto che tutti possano farsi il vaccino anche in base alle loro condizioni fisiche, magari uno ha delle problematiche per conto suo e diventa difficoltoso per la famiglia mandarlo a scuola. L'appuntamento è con Ring questa sera alle 21:15. In studio gli ospiti saranno Stefano Pelloni, Partito Democratico, Gianangelo Boff, Lega, il senatore Luca De Carlo, Fratelli d'Italia, Vittorio Bonaccini, presidente dell'Associazione Veneziana Albergatori, e Andrea Penzo Aiello, presidente Veneto Imprese Unite. Torna alla nostra rubrica Il tuo presepe. Vi ricordiamo che voi telespettatori potete inviarci dei video delle vostre natività utilizzando il numero 351 17 55 3 e 40 e ci raccomandiamo che i filmati siano della durata di almeno 20 secondi, le riprese fatte in orizzontale, specificate nome, cognome e il vostro comune di residenza. Potete anche registrare i vostri auguri e la descrizione del tuo presepe. Detto questo, vi facciamo vedere allora il presepe che fa da copertina a questa edizione del telegiornale. Sono le creazioni di Matteo Cais di Codognè, Donatella di Treviso, Giada e Giacomo di Fonte. È tutto, grazie, arrivederci. Udito, professionisti dell'apparecchio acustico. Per una prova gratuita siamo a Zero Branco, Dosson di Casier e a domicilio su richiesta. Scarica la nostra guida su beonudito.it. Benvenuti al meteo. Venti artici sull'Italia, tempo buono sul nostro territorio, ma andiamo incontro ad un'immacolata fredda e perturbata. Vediamo intanto il dettaglio di martedì 7 dicembre. Sul Veneto precipitazioni assenti, possibili locali foschie nelle ore più fredde, ma prevarrà il sole. Cielo poco nuvoloso con qualche addensamento in mattinata, spazi di sereno anche ampi nelle ore pomeridiane. Temperature minime sempre piuttosto fredde, saranno sotto zero un po' su tutte le province, massime invece tra i 2 e gli 8 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso ampio soleggiamento un po' per tutto l'arco della giornata, insomma nulla di particolare da segnalare. Temperature minime tra -1 e 2 gradi, massime sui 6-8 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige dove avremo bel tempo, ce lo mostra la grafica, nessuna novità con tanto sole un po' ovunque. Temperature minime intorno a -2 gradi, massime sui 6-7 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Beon Udito, professionisti dell'apparecchio acustico. Per una prova gratuita siamo a Zero Branco, Dosson di Casier e a domicilio su richiesta. Scarica la nostra guida su beonudito.it.